Allora, vanno a vedere il VAR. Ma io non lo voglio sto rigore qua. Allora, io non sto facendo sto video proprio al volo perché non ho tempo, devo uscire. Non lo voglio sto rigore, non voglio vincerla sta partita. Sta partita non serve a niente. Sta partita va pareggiata per dare merito a Mertens, che è vero leader. Il vero leader di questa squadra. Il fallo di mano è netto. Mo sulla riga, non la riga. Ma io non lo voglio perché Ancelotti in confusione, Ancelotti in un maciel, tutte giocature a cazzo a me, non è la prima volta che lo diciamo. Non mi piace, non mi piace. Non mi piace il dominio. Il Napoli che fa dominio e che schiaccia non significa che sta facendo una buona partita in questo caso, perché il Cagliari ti ha lasciato giocare. È la partita che volevano fare loro. Allora che tu tieni il dominio, però Cragno non lo impegni, mi serve a poco, voglio dire, perché sempre questi scambietti, però poi nell'aria c'è poca presenza e se arrivi al cross sono inutili, perché noi non abbiamo un sostituto di Milik. Quello pure quello è. Se vuoi far riposare Milik, devi avere un sostituto di Milik. Che ha fatto? Calcio di rigore, vabbè. Boh, magari lo sbagli pure, ma è giusto pure sbagliarlo. Chi lo tira? Milik o Mertens? Adesso arriveranno. Vabbè, non importa, non importa, veramente non importa, perché l'analisi è al di là del risultato. Il Napoli può meritare pure la vittoria, però il gioco non mi convince. E quando entra Milik cambia tutto, perché c'è presenza nell'aria e cambia anche il fatto che prendi lo schiaffo e quindi c'è la reazione orgogliosa dei giocatori che danno quel qualcosa in più solo se vengono. Maronna, mi va Insigne, mamma mia. Vabbè, questo è coraggio, questo è coraggio. Guardate tutti i gol di Insigne, tutti nello stesso palo. Vabbè, questo è un coraggio da leone che gli riconosco. San Paolo, insomma, vabbè. Comunque la questione non è questa, è che Insigne qualche spunto l'ha pure fatto, però non è il leader di questa squadra. Mertens è il leader di questa squadra. Rosso, che sta succedendo? Sta esplodendo tutto, maronna. Che poi, vabbè, il rigore ci poteva stare nel primo tempo sulla gomitata di Mertens, se vogliamo, se vogliamo discutere questo qua. Ma ripeto, non è questo. Ripeto, io non ho tempo, ma magari lo faccio domani un video. Bisogna parlare del calcio, dell'idea di gioco, se è efficace o meno, perché non sono convinto. Benino Younes, Gulam in crescita. La tirata ci andrà. Ma questo non cambia niente. Mi fa piacere per Mertens, mi fa piacere per Insigne, perché e questa è una di quelle cose liberatorie. Il coraggio è importante, la squadra che si mette intorno a lui, questo è importante. Ed è importante perché il Cagliari non ci ha mai trattato bene, i tifosi del Cagliari, le squadre. Dall'altra parte, bello che Cragno lo sapeva già che andava di là. Oh, ha fatto il passetto! Ha fatto il passetto! Il passetto di attesa. Bene, vuol dire che hai studiato. Va bene. Video breve, senza editing, tenga che fa. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Domani si parla. Domani ne parliamo, perché non va buono. Ci vogliono idee diverse e dobbiamo parlare di calcio. Poi mo vado a trovare Arialdo Zebra, perché Allegri. Ah, perché. Ma quante cose che vorrei dire. Allegri direbbe: perché Gulam ha fatto meglio il cross e quindi Mertens ha segnato di testa, e che il calcio è una cosa semplice. Se i cross li sbagli, non è così. Non è così semplice. E Adani l'ha demolito una seconda volta con calma, rifacendogli le stesse domande. Grandissimo Adani. Alla prossima, managgiai. Managgiai. Ma torniamo sull'argomento, non vi preoccupate.